return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Sì, Posso approfittare perché siamo... Questo è il set giusto, come si dice, devo approfittarne. Stiamo parlando fra uomini, adesso ci siete e possiamo parlare tranquillamente. Posso fare qualche domanda? Approfitto Ma certo. al prefetto. Quante domande? 7. Oh. Non per niente me le sono preparate. Bene. Sapevo di questo incontro tra amici, lo posso dire. Sì, Siamo amici, siamo tra amici. altro che amici. Era una chiacchierata fra amici, infatti. Per chi non lo sapesse, e pochi non lo sanno, ho davanti il prefetto Tagliente, Ecco. un servitore dello Stato. La prima cosa, presentandolo, è questo. E lui ha dedicato una vita allo sport, alla cultura, alla famiglia, come la chiama lui, della Polizia di Stato, soprattutto però al servizio della gente, come primo master, e dei vari gradini della scala gerarchica, da agente a sportivo, impegnato, campione della lotta greco-romana, anche quello. Poi questore di Firenze, Roma, questore di Roma, la cosa più importante, e siamo a Roma, e il prefetto di Pisa. prefetto di Pisa. Quindi Anche Pisa è una grande esperienza. E non è finita, anche i mondiali, signori miei. esatto. Scusatemi. Mi mancavano quelli. The King, mi Ok, perdoni. ora che abbiamo fatto tutta questa bella Però, presentazione, beh, La no. nostra. Un attimo, non ho finito. Vabbè, prima direi di fare un Ha bel ragione, brindisi perché è a lunga questa bella la compagnia, perché vedo che è molto lunga. Ha ragione Cin. Grazie, proprio buono questo champagne. Oh my god. Beh, evviva! Questo è antivirus. questo leva tutto. Proprio per la sua attenzione ai bisogni delle persone è stato definito il prefetto di ferro, ma dal cuore d'oro. Cuore d'oro. Prefetto facilitatore, hanno detto di lei sarto istituzionale. Anche questa è... Ogni tanto qualcuno dava una definizione. Però oggi pomeriggio la vorrei intervistare come delegato ai rapporti istituzionali ai rapporti istituzionali dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che è l'ANCRI. L'ANCRI. E penso che insomma sia uno dei suoi grandi attuali ruoli. Prefetto, ci risulta, anche perché ne ha parlato la stampa, poi mi daranno manforte, che lei, lasciando il servizio attivo, ha rifiutato offerte di candidatura che le sono state, quindi i vari partiti politici le hanno offerto di candidarsi, e anche incarichi ben retribuiti, insomma, belli incarichi. Questo lo dico. Ecco, alla fine di una carriera. Per poi lei però non ha rifiutato queste offerte, che voglio dire anche importanti, anche da un punto di vista non solo anche economico, insomma, importanti. Però ha deciso di farsi carico, perché si dice proprio farsi carico di questa iniziativa, di promozione, di questa associazione, Sì. impegnando non solo energie, perché insomma, però alla fine si mette anche le mani in tasca lei. È vero. Insomma, parlando, È vero. mi scusi la franchezza, per far fronte a alcune spese. Perché ha fatto questa scelta un po' singolare? Ma intanto l'associazione
nazionale degli insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana si compone di persone che portano avanti le finalità statutarie che coincidono con il mio vissuto professionale e con la promozione di quei valori fondanti dell'ordinamento costituzionale che sono stati sempre al centro della mia attenzione durante il mio percorso. Quindi, quando il cedolino dello stipendio è passato dall'amministrazione degli interni all'INPS, io ho ritenuto che quel cedolino bastasse e di proseguire il mio percorso con una sorta di volontariato che oserei dire costituzionale, promuovendo in tutti i settori compatibili quei valori, quei simboli, quei principi dell'ordinamento costituzionale che vedono intanto la persona. Perché? Perché questo è stato il filo conduttore di tutto il mio percorso. Io sono stato sempre convinto che prima viene l'uomo, poi viene il senso dello Stato, e sono i due pilastri importanti sui quali si deve poggiare l'attività che si svolge da prefetto, da magistrato, da politico. Qualunque attività deve avere alla base l'uomo, il rispetto dell'uomo e il senso dello Stato. Se questi due pilastri non sono forti, le attività che svolgi cedono, c'è il cedimento strutturale. Ecco perché, come Associazione Nazionale degli Insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, che ha un grande presidente, Tommaso Bove, che questa sera doveva stare a cena con noi, poi ha avuto un impegno perché altrimenti mi avrebbe fatto piacere presentare, stiamo portando avanti delle cose importanti perché sono quei valori che accomunano tutti questi benemeriti della Repubblica, perché sono persone alle quali il Presidente della Repubblica ha riconosciuto una benemerenza per quello che hanno fatto e quindi oggi viaggiano attraverso questo percorso di valori. Quindi sono questi i soci. A tutti i soci. Chi sono i soci? Siamo la parte dei soci. Ecco. Allora, chi sono i soci? Bella domanda, chi sono i soci? Ecco, qui abbiamo il commentatore Rino Barillari, socio onorario, abbiamo un altro insignito che è Piero Lepore, è un benemerito della Repubblica perché è un cavaliere, ma poi tra i soci abbiamo il capo della polizia, il capo della protezione civile Angelo Borrelli, Franco Gabriele. abbiamo l'ambasciatore Staffan De Mistura, abbiamo 5 o 6 altri ambasciatori. Ci sono i vertici della società, cioè l'associazione è un'associazione fatta da insigniti appartenenti alle 5 classi: cavaliere, ufficiale, commentatore, grande ufficiale e cavaliere di Gran Croce, che appartengono alle varie anime della società civile. Quindi dall'ambasciatore all'imprenditore, al rettore, all'appartenente alle forze armate, alle forze di polizia, c'è la componente sociale che fa parte di questi organismi. Quindi è la componente sociale che accomuna. Che cosa accomuna questi associati? Allora, questi associati hanno le stesse vocazioni sociali, hanno gli stessi interessi a promuovere i principi e i valori e i simboli. Nel momento, se io considero che ci sono persone che mettono i soldi in tasca, partono pagandosi le spese di viaggio, l'albergo, ristorante, per partecipare ad eventi che sono di promozione della cultura costituzionale, gente che è partita ed è venuta a Bruxelles quando abbiamo fatto un evento per parlare delle bandiere, del valore costituzionale della bandiera italiana ed europea, cioè è gente che
crede fortemente in questi valori, perché non tutti hanno una pensione compatibile con queste spese. C'è gente che con la pensione deve far quadrare. Se questa persona rinuncia a qualcosa della propria famiglia per mettersi a disposizione, peraltro è un'associazione che non cerca sponsorizzazione, non chiede, non si lascia andare a premi, non è l'associazione del premicidio che rilascia premi per cercare il consenso, non fa proselitismo, non va alla ricerca degli associati. È un'associazione che si pone ad un livello molto alto, perché gli eventi che sta organizzando sono eventi di uno spessore notevole. E quali sono gli eventi di recente organizzati? Ma gli eventi sono tantissimi. Se penso che per la festa della bandiera l'associazione con la banda della Polizia di Stato, maestro, tenore e storico del Risorgimento, è andato alla Camera, nell'aula della Camera, per fare un concerto e parlare dell'inno e della bandiera, e poi è tornato quest'anno a farlo alla Scuola Superiore di Polizia, alla presenza del capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, e di rappresentanti di vertici di tutte le amministrazioni, delle forze armate, dei corpi e delle forze di polizia, e ancora l'associazione è andata a Coverciano per spiegare il significato autentico del canto degli italiani, svelando l'inno nazionale con lo storico Michele D'Andrea, e quindi è ancora eventi sul tema dell'emergenza climatica fatti in Puglia, in Toscana, al Dipartimento della Protezione Civile con Angelo Borrelli, che è socio onorario dell'associazione, come socio onorario il capo della polizia, come socio nazionale Staffan De Misture e altri ambasciatori. Quindi questa è l'associazione, è un'associazione che mi fa sentire appagato, perché io proseguo quell'impegno sociale di una valenza culturale, eccetera, che mi fa sentire protagonista di un'attività meritevole di rispetto da parte di chi crede in questi valori. È una continuazione importante. Tra l'altro la prossima, tra una quindicina di giorni, abbiamo organizzato una serie di eventi in Toscana per celebrare la giornata nazionale della Costituzione, dell'Unità d'Italia, della bandiera e dell'inno, ed è il terzo anno che celebriamo questo evento in Toscana, e quest'anno abbiamo organizzato 3 giorni intensi di eventi significativi che danno il senso dell'importanza che diamo alle ricorrenze istituzionali. Sono il prossimo 17 marzo, sono date Sì, dal 15 al 17 marzo. Sì, c'è il rischio. ho capito, okay. Compatibilmente agli scenari che si presenteranno nei prossimi giorni sul tema della epidemia che sta colpendo in maniera terribile la nostra società e l'umanità intera, perché ormai di questo si tratta. Noi comunque abbiamo organizzato tutto e non annulliamo questi eventi, perché non vogliamo essere noi a creare l'allarme che annulliamo eventi prima ancora che siano le autorità a decidere se ci sono le condizioni per svolgere l'evento oppure no. È stata annullata l'Assemblea nazionale perché, prevedendo la partenza anche da parte di aree che stanno in difficoltà, è stato ritenuto di aggiornare quella data, ma gli eventi rimangono in piedi e nelle prossime ore, nei prossimi giorni decideremo, anche perché sono parecchi eventi e qualcuno si
potrebbe fare, qualcuno no, insomma. Prefetto, sono tutti eventi istituzionali? Allora, sono eventi collegati, eventi di natura culturale e artistica, collegati alla giornata nazionale dell'Unità d'Italia, della Costituzione, della bandiera e dell'inno, perché è previsto, abbiamo pensato ad un concerto di un nostro socio onorario, il tenore Marco Voleri, a Torre del Lago, al Teatro Puccini. Il giorno dopo a Vinci c'è un appuntamento importante per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, e c'è una mostra importante con l'architetto Oreste Ruggero che l'ha allestita, è il presidente del centro espositivo che ci accoglie. Poi abbiamo un appuntamento per fare a Pontedera, per fare un viaggio del mito della Vespa, perché lì c'è la fondazione Fiaggio, e nella stessa serata poi partecipiamo come partner alla inaugurazione della settimana mondiale del cervello a Lucca, dove il rettore dell'università, il direttore, lo psichiatra neuroscienziato Pietro Pietrini ci accoglie, e lì Tommaso Bove, che è il presidente dell'ANCRI, farà un saluto istituzionale dall'università, e poi ci sarà una ex magistrale sull'intelligenza artificiale e altre cose. Il giorno dopo, il giorno 17, è programmato, oltre alla cerimonia di istituzionale dell'alzabandiera, deposizione della corona, c'è il coinvolgimento del mondo della scuola pisana, che per la promozione dei valori c'è uno studente del secondo anno di giurisprudenza che ci fa una lezione sulla Costituzione e l'emergenza climatica, molto interessante. Poi c'è uno spettacolo teatrale sulla Costituzione. L'autore di questo spettacolo parla della Costituzione illustrando il corpo umano, che lo scheletro che è la Costituzione, il cervello è il Parlamento, l'intestino è il popolo, e mi fermo qui, ma uno spettacolo molto interessante perché consente con questo linguaggio di far comprendere la Costituzione e le strutture, gli enti dell'ordinamento costituzionale. E poi c'è anche un momento toccante, che è quello della consegna della tricolore alla memoria dei due figli delle stelle. Sono i due agenti uccisi a Trieste, i familiari vengono, e per questo momento molto toccante il capo della polizia ha delegato il vice capo della polizia vicaria, con funzioni vicarie, il prefetto Antonio De Iesu, viene anche il questore di Trieste Giuseppe Petronzi, e insieme il presidente dell'ANCRI, il vicepresidente, consegneranno questo tricolore alle due famiglie di questi ragazzi, che con quel messaggio dato all'inizio di un turno di servizio notturno sulla Volante 2, dormite sonni tranquilli, ci sono i figli delle stelle, quel messaggio che contiene una potenza comunicativa del valore del servire la gente, ha toccato le corde profonde non solo di tutti gli operatori di polizia che fanno il pronto intervento, dei carabinieri, dei finanzieri, dei vigili del fuoco, ma del mondo del volontariato, perché tutti coloro che sono impegnati a servire la gente, quell'espressione dormite sonni tranquilli, ci sono i figli delle stelle, sono tornati per garantirvi la tranquillità. Lì c'è tutta la potenza, ma poi quel messaggio penso che abbia toccato le corde anche di milioni di italiani che identificano in quel messaggio tutto il mondo del servire, non solo delle istituzioni di governo, ma anche del mondo del volontariato, che è un mondo
al quale è necessario rivolgere continuamente. Se pensiamo a quello che sta accadendo questi giorni, medici, infermieri, personale della Croce Rossa, del 118, cioè tutto il sistema sanitario che è in prima fila rischiando la vita per ridurre i disagi delle persone, ecco, a queste persone va quel messaggio forte: dormite sonni tranquilli, ci sono i figli delle stelle. E noi riteniamo che quei figli delle stelle sono tutti coloro che sono chiamati a servire la gente, esponendosi al rischio di perdere anche la propria vita. Perfetto. Grazie a Dino Barilari e grazie Piero Grazie, Lepore. Chiara. Grazie. It's the return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Chiba, oh, you and I go